tenuto tabulato delle utenze chiamate o chiamanti il nome di Somma Tommaso? Sì, ma dall'utenza dell'Aiello. Allora dimenticavo io. E quindi dall'utenza dell'Aiello che cosa Perché parlavamo finora dell'utenza dei Menichetti. Se parliamo dell'utenza intestata alla Saces, emergono contatti con Somma Tommaso di Catania. E lei ricorda che rapporti, se il Somma Tommaso abbia rapporti di parentela con qualche personaggio? Sì, Somma Tommaso per noi all'epoca, quando emerse, cioè a seguito degli accertamenti, risultò essere cognato di Rampulla Pietro, attualmente imputato nel contesto del processo sulla strage di Capaci. Ricorda altri contatti allora della Saces? Ci furono anche dei contatti tra Saces di Caro. Presidente, che cos'è questa protesta? Chi è lei? Chi è Aiello? Chi è? Aiello, fuori dall'aula, la forza esegua, immediatamente fuori dall'aula, non si permettano questi interventi, fuori. Procediamo. Allora, stava dicendo, dottore? Appunto, dicevamo dei contatti emersi tra Saces e Somma Tommaso. Altri contatti Di particolarmente significativi in questo momento, se guardassi tutte le carte, in questo momento mi emergono questi ecco, con Somma Tommaso e quello col Di Caro. Ecco, lei ricorda se i contatti con Somma Tommaso, che lei ha indicato essere cognato di Rampulla Pietro, sono dei contatti numerosi? Sì, numerosi, e le chiamate avvennero sia sull'utenza cellulare che fissa di Somma Tommaso. Lei sa se sono stati effettuati dei pedinamenti in merito a contatti tra il Menichetti e il Di Caro? Dunque, sempre nel contesto della stessa indagine, il Menichetti fu osservato, parliamo del periodo 90, mi sembra maggio 94, ve lo potrei verificare. Fu osservato il Menichetti prendere l'aereo a Fiumicino e recarsi a Palermo. Prende l'aereo a Fiumicino insieme a un personaggio successivamente identificato per Di Salvo Gerlando di Bagheria. Il Menichetti fu ospitato quella notte a casa del Di Salvo a Bagheria. La mattina successiva si recarono il Menichetti e Di Salvo Gerlando a Canicattì. A Canicattì furono pedinati, osservati e fotografati peraltro il Menichetti e il Di Salvo insieme a taluni personaggi che furono successivamente identificati. Tra questi c'era il Di Caro Antonio. Sempre nel contesto dello stesso servizio si recarono queste persone presso la concessionaria di Ferro Antonino. Tutto quello che sto dicendo è stato poi fotografato e esiste il documento fotografico. E questi rilievi fotografici a chi sono stati trasmessi? Furono trasmessi alla Procura della Repubblica di Palermo. Poi fu anche identificato Ficarra Diego nello stesso contesto,
che era uno dei personaggi, durante quella giornata il gruppetto si spostò, poi questo gruppo di persone si spostò e si recò presso l'azienda agricola anche di Ficarra Diego, ove furono accolti dal padre di Ficarra Diego. Ficarra, in questo momento non ricordo il nome del padre, che è comunque persona indagata per associazione mafiosa. Dottore, lei ha proceduto con la presenza di qualche collaboratore di giustizia alla individuazione di luoghi in cui, in connessione con questa attività di indagine relativa al trasporto di armi, avete fatto una individuazione di luoghi con la presenza di qualche collaboratore di giustizia? Sì, confermo. Devo dire il nome del collaboratore? Sì, certo. Insieme con il collaboratore Di Matteo. Insieme con lui una notte effettuammo un'individuazione di luoghi nei pressi di Catania. Chiaramente non sono in grado ora di riferire il posto preciso, anche perché non conosco così a fondo la provincia di Catania. Fu indicato il Santino Di Matteo, indicò nell'occasione un consorzio agrario quale luogo dove era avvenuto un trasporto, erano state depositate delle armi che erano state immediatamente trasportate dalla Iello Vincenzo. Erano armi destinate poi a Giovanni Brusca a Palermo. Sì, questo risulta dalle dichiarazioni. Lei su questo, cioè lei ha proceduto, fu fatta poi una perquisizione o avete fatto soltanto una individuazione? Mi sembra di sì, io partecipai soltanto alla localizzazione, all'individuazione del luogo. Ecco, non ricorda quantomeno il nome della località in cui... Mi sembra Sferro. Però non ha altre indicazioni? No, consideri era notte, io non conosco, ripeto, la provincia di Catania in modo tale da poter riferire, da poter dare delle indicazioni più precise. Ricordo che era località Sferro e indicò lui il consorzio agrario. Ecco, ricorda l'epoca più o meno di questa individuazione fotografica e a quale autorità giudiziaria avete riferito? Riferita alla Procura della Repubblica di Via di Palermo. L'epoca... corre il rischio di essere inesatto sulla data. Dico dopo le dichiarazioni, comunque dopo le dichiarazioni di Matteo. Sì, perché è lui presente. Non ho altre domande, Presidente. Il pubblico ministero è finito? Dobbiamo procedere al controesame? Avvocato Russo? Dottore Cariti, una sola cosa, io ho seguito inizialmente, proprio all'inizio delle sue dichiarazioni, cerchi di far memoria a quell'episodio del motelaggi, solo quello mi interessa. Lei, se non ricordo male, ha detto che sono entrate delle persone, hanno colloquiato con quel tal D'Agata. Io innanzitutto desideravo sapere se lei fosse presente in questa... No, non era... pensavo... No, ma sa cosa vi dico? Sì, continui, mi spieghi. Dico no, non ero presente. Che tipo di... ha consultato l'informativa? Avvocato, consideri che io dirigevo la sezione che conduceva le indagini. Lo sa perché glielo chiedo, dottor Cariti? Perché noi abbiamo già letto l'informativa, che io purtroppo non ho davanti ma la ricordo, e poi abbiamo ascoltato un funzionario che ha riferito in esito a quell'informativa e messo dinanzi all'informativa che sarebbe stato un ingresso di queste persone dentro il motel dove D'Agata presta il suo lavoro, prendere il caffè e andare via. Dico, io glielo chiedo, lei dice che non era presente, quindi ha presente il testo esatto dell'informativa in questo momento? Cioè visivamente l'ha presente? Consideri che il personale che eseguiva materialmente i servizi faceva capo direttamente a me e mi informava
mi informava rigorosamente su tutto quello che veniva effettuato. Ora Il personale poi redigeva le relazioni di servizio che io regolarmente leggevo. certo, ora io dico, visivamente lei ha presente nella No, sua... non ero presente. Lei Ricordo solo quello che mi fu riferito al personale e quello che poi ho letto. Bene, ricorda chi fosse il funzionario che avesse de visu constatato questi conciliaboli o conversazioni o prese di caffè? Guardi, non mi sembra che in quell'occasione vi fosse presente, materialmente presente un funzionario. O qualcuno, un agente, cioè voglio dire, come per riferirle quello che era accaduto, qualcuno l'avrà visto, no? Le intende i nomi del personale operante? Sì, se c'è qualcuno, cioè chi è che ha poi riferito a lei, consentendole oggi di dire Sì, e certo. di ricordare tutto Ho capito questo? la domanda. Allora, non sono in grado ora di ricordare il personale che materialmente svolto il servizio. Consideri che il personale veniva inviato sul posto a rotazione, Sì. quindi di continuo stava un periodo, risaliva. Ora io in questo ricordo l'episodio, chiaramente non ricordo perché non era particolarmente importante per me. Il nome in fondo mi interessa poco, anche perché consultando il verbale di ribattimento è venuto chi è che avrebbe visto e ripeto, ci ha riferito di aver controllato un ingresso, una presa di caffè. Questo difensore ha chiesto: lei cosa ha visto? Ecco perché glielo chiedo. Certo. Se lei avesse avuto, lei ricorda quanto riferito? Dico, ma è in grado di ricordare esattamente il contenuto di quel riferimento? Perché ha rivisto questa relazione recentemente, ci ha avuto modo di riguardarla? Certo. E ce l'ha presente quale sia questa informativa? Io ripeto, purtroppo non ce l'ho davanti. No, guardi, io ricordo, avvocato, io ricordo soltanto l'episodio e quello che mi fu riferito dagli operanti. Le fu riferito Quello che ho riferito poc'anzi. Scusi, le fu riferito che il signor D'Agata era alla cassa del Motelagip? Glielo dissero? No, questo non ricordo che fosse alla cassa, io ricordo soltanto che il D'Agata fu visto conversare insieme con Pagano Antonino. Le dissero Se per poi fosse alla cassa o in altro posto... No, scusi, questo del Pagano mi interessa già di meno. Lei poi ha detto che vennero delle altre persone con un fuoristrada. Sì. Ricorda che tipo di fuoristrada fosse? Mi sembra un Mitsubishi. No, era un Paiero. Allora, Mitsubishi Paiero. allora ha ragione lei. Io non ne capisco. E manco io, ricordo solo... Ricordo la parola Paiero. Ora gli dico, questo secondo supposto incontro, questa gente che era col Paiero, le dissero se fosse entrata, avesse preso il caffè e fosse uscita e basta, non lo ricorda? Ricordo che il Di Fazio Umberto, che arrivò col Paiero, entrò all'interno del bar, si trattenne poco per riuscirne appunto poco dopo. Vabbè, io non credo che... In fondo il suo, ripeto, è un ricordo di quanto riferito, tanto mi basta, grazie. Signor Presidente, posso? Avvocato Gulisano. Dottore, scusi, lei all'inizio della sua deposizione ha parlato di Tomaselli Giuseppe. Lei era assistito direttamente a quell'incontro? No, stesso vale quello che ho detto poc'anzi. Ricordo quello che mi fu riferito al personale. E da chi le fu riferito, se lo ricorda? Mi fu riferito quello che ho detto, dei due incontri. No, chi gliel'ha riferito? No, avvocato, non sono assolutamente in condizione, ricordo gli episodi perché per me era importante focalizzare gli episodi. Ora, chiaramente non è un dato che io ritengo per la persona in quel momento ha eseguito il servizio. E lei ricorda a che proposito le fu, a parte l'incontro con Francesco Santapaola e poi successivamente con Salvatore Santapaola, quanto durò l'incontro, se fu un incontro fugace? Se non sbaglio non fu un incontro, si incontrarono, parlarono, francamente non ricordo quanto durò. Lei ricorda se il suo ufficio ha mai fatto indagini su Tomaselli Giuseppe? No, scusate un momento, dobbiamo solo dare atto verbale che essendo iniziato il controesame l'imputato Aiello è stato riammesso in aula. Proceda, avvocato Gulisano. Prego. Ripeto la domanda, lei ricorda se il suo ufficio per caso ha mai fatto indagini su Tomaselli Giuseppe? Guardi, io ricordo che Tomaselli Giuseppe emerse come personaggio legato alla famiglia Santapaola. Scusi, dottore,
cioè emerse legato, ma come e perché emerse? Dunque, io ricordo in particolare due cose posso ricordare, poi magari ce ne saranno altre. In questo momento ricordo gli incontri che ho detto, che sono abbastanza, questi due incontri che ho detto, che sono abbastanza eloquenti. Se non sbaglio, uno di Scusi, questi... perché lei usa questa espressione abbastanza eloquente? Che significa? Perché, ad esempio, per quanto riguarda l'incontro con Francesco Santapaola, quando si incontrarono si abbracciarono, mostrando tra loro... Quindi potrebbe essere anche un rapporto di affetto tra i due? Potrebbe essere un rapporto di affetto, io dico quello che... Sì. Ma ricordo in particolare un altro episodio relativo a una videocassetta che era stata sequestrata presso l'abitazione di Benedetto Santapaola, relativa ai 18 anni, alla festa ai 18 anni di Francesco Santapaola. Era come dico io, quindi un rapporto d'affetto che si manifesta con un abbraccio tra i due. Dico, se... Quindi, no, io sto parlando dei due episodi... No, scusi, Avvocato, mi scusi avvocato, io faccio opposizione a questo tipo di domande che contengono un commento. Secondo me lei dovrebbe fare delle domande. Io faccio tutti, ci dobbiamo astenere tutti dall'esprimere giudizi e proceda. Anche il pubblico ministero. No, hanno il pubblico ministero, anche il testo. Proceda, avvocato Colusano. Prego, dottore. No, dico... per me io non ho inteso durante l'indagine valutare la natura dei rapporti, se fosse un rapporto di affetto o altro tipo di rapporto. Sicuramente era un rapporto, erano dei particolari che erano emersi sintomatici di una conoscenza sicuramente molto stretta, quanto bastava per noi per porre sotto attenzione un certo personaggio. Benissimo, l'avete posto sotto attenzione? Ora, francamente, se nel corso dell'indagine abbiamo svolto precise attività sul conto del Tomaselli, non lo ricordo. Del Tomaselli ricordo gli episodi che ho citato. Quindi io non sono in grado in questo momento di riferire su particolari attività svolte proprio esclusivamente sul Tomaselli. Vede, dottore, io la domanda gliel'ho posta perché lei aveva detto a noi risultava legato alla famiglia. Quindi se a un organo investigativo risulta legato, io ritengo che si debbano fare poi approfondite indagini. Questo non è stato fatto da parte del suo ufficio. Ma io non ho detto, se io dico che risultava legato, non ho detto un'inesattezza. No, assolutamente, dottore, è perché la Corte si renda conto della caratura del signor Tomaselli. Quindi se lei mi dice o dice alla Corte che appariva legato solo perché c'erano stati due incontri e poi apprendiamo che poteva essere una manifestazione di affetto, di amicizia tra il Tomaselli e il figlio del signor Benedetto Santapaola, e a dire poi che è legato alla famiglia, credo che ce ne corra. Avvocato, sì, dottore, questione di valutazione. Passiamo all'altra domanda, avvocato Colusano. Signor Presidente, ho finito, non ho altre domande. Posso, Presidente? Avvocato Strano. Dottore Canini, forse le domande all'avvocato Colusano provenivano da una considerazione. Lei ha detto, il pubblico ministero le ha domandato se aveva accertato contatti fra Tomaselli, Giuseppe e persone appartenenti all'associazione Santapaola. Lei, fra queste persone appartenenti all'associazione, ha indicato Francesco Santapaola. Lo conferma questo? Sì. Lei in base a quali elementi allora e oggi dice che Santapaola Francesco è componente di un'associazione avvenuta? Ma io non ho detto che è componente di un'associazione. Scusi. Lei, la risposta non è pertinente alla domanda che ha fatto il dottor Bertone, non è un commento né un rimprovero, è solo perché la Corte la valuti poi in sede di lettura. Che il dottor Bertone le ha domandato, ci può riferire di contatti, fra le parole si possono variare, ma il tema era questo, fra Tomaselli e Giuseppe e persone appartenenti all'associazione della quale lei si è occupato, cioè Santapaola, e lei ha fatto, mi pare, alcuni nomi e ha detto Santapaola Francesco. Bene, quindi rispondendo a quella domanda, ora se lei mi dice non ho elementi per dire Santapaola Francesco fa parte dell'associazione, io questo discorso lo chiudo qua.
Se lei mi dice oltre a quello che ho detto, in questo momento non ricordo altro. Cioè, cosa ha detto lei? No, oltre agli episodi che ho riferito in questa sede, non ne ricordo altri. Sì. All'episodio... Può ripetere quali sono? Perché visto che le dà questa abbiamo parlato dei due incontri, dell'incontro con Francesco Santapaola, dell'incontro con Salvatore Santapaola. No, mi scusi, mi interessa Santapaola Francesco, non gli incontri di Tomaselli, cioè per Santapaola, perché il suo giudizio Non ho capito, scusa, ma non ho capito. Allora, riepilogo. Ripeto per la terza volta, il pubblico ministero le ha domandato di incontri o contatti fra Tomaselli, Giuseppe e persone appartenenti all'associazione che lei ha chiamato Santapaola. Ci siamo? Vabbè, io non ho sentito associazione Santapaola comunque. Rispondendo a questa domanda lei ha fatto il nome di Santapaola Francesco. Quindi evidentemente devo ritenere che lei lo reputa legato a questa associazione, oppure no? Ma Sì o no? ripeto, Sì o no? queste sono valutazioni, al di là delle valutazioni mie, al di là delle mie valutazioni, io riporto dei fatti obiettivi, non spetta a me fare delle valutazioni in questa sede, Benissimo. avvocato. Allora mi dica i fatti obiettivi relativi a Santapaola Francesco che l'hanno portata. Mi è stato chiesto in ordine a degli episodi dei quali ho riferito. Ho parlato di un incontro con fra Tomaselli Giuseppe e Francesco Santapaola e ho parlato di un altro incontro tra Tomaselli Giuseppe e Salvatore Santapaola. Bene, escludiamo il secondo. Quindi lei per Santapaola Francesco, mi scusi, allora le faccio un'altra domanda. Lei, Tomaselli Giuseppe, ha saputo che in tutto il periodo di osservazione ha avuto solo questi due incontri, ritengo che abbia incontrato anche altre persone, non mi interessa sono chi quelli che ricordo io, sono quelli che ricordo benissimo, io. sono quelli che ricorda lei. Allora, per Santapaola Francesco, siamo su Santapaola Francesco, Tomaselli non mi riguarda. Lei, oltre questo incontro con Tomaselli, ci sono altri elementi a carico di Santapaola Francesco che l'hanno portata ad indicarlo come persona appartenente all'associazione? Ma, avvocato, lei sta partendo da un presupposto, se la domanda l'ha fatta il Scusi, pubblico... dottore Bertone, No, che c'è opposizione? Sì, Lei sto facendo opposizione. Al Presidente. No, i motivi dell'opposizione. I motivi dell'opposizione parte da un presupposto che non è... Ma ancora fermi al discorso se il pubblico ministero ha fatto una domanda Junior, e poi avremo tutti curiosità di andare a riguardare. Il test ha risposto evidentemente la domanda era fatta su Tomaselli, si risposto sui accoglie contatti. l'opposizione. Presidente, la domanda Procediamo. non la ricordo, qual era la domanda per la quale lei ritiene di accogliere l'opposizione? Avvocato, non la ricordo neanche io. L'opposizione è stata accolta. Sì. Allora senta, lei ha elementi a carico di Santapaola Francesco? Ha elementi per Ha risposto già sulla domanda, avvocato Strano. No, Presidente, non ha risposto. Ha risposto, e come se ha risposto? Passiamo all'altra domanda. Sì, io non la ricordo, sarò oggi smemorato. Lo leggerà nel verbale. Non ammetto la domanda. Scusi, avvocato, non ammetto la domanda. Va bene, faccio un'altra Perché ha domanda. risposto reiteratamente. Presidente, io vorrei avere una conferma. E poi lei leggerà il verbale e ne avrà conferma. Se è sbagliato il mio ricordo, richiameremo il test. Allora facciamo una domanda in questi termini. Lei ha dato l'incontro con Tomaselli Giuseppe, ha dato rilevanza con riferimento a Santapaola Francesco? Non ho sentito io stavolta. Neanche io. Scusi. Presidente, mi riposo 2 secondi così mi dà Sì. l'inizio di andare più chiaro. Allora, siamo su Santapaola Francesco, figlio di Benedetto. Lei ha dato rilevanza per le indagini che stava facendo all'incontro fra lo stesso e Tomaselli Giuseppe? Rispondere. Io ho dato rilevanza a tutti gli incontri. Scusi, cui a quello lì. Sì, ho dato rilevanza. Bene, che tipo di rilevanza ha dato? Ma non è facile rispondere a una domanda del genere, perché nel momento in cui viene effettuato un servizio e viene notato un certo incontro, intanto per noi è un dato obiettivo
che, messo in relazione con tutta un'altra serie di dati obiettivi che vengono registrati nel corso delle indagini, possono assumere un'importanza, possono non assumerne nessuna. Al semplice incontro tra Tomaselli e Francesco Santapaola, mi sembra difficile rispondere circa la valenza da attribuire al singolo incontro tra i due. Non si può parlare della valenza sulla base di un solo incontro, la valenza la si dà sulla base di tutto un insieme complessivo di dati. Bene, allora, lei mi pare, a domanda dell'avvocato Pulisano, ha detto che non fu presente a questo incontro. A quale? A questo qui fra Tomaselli e Santapaola Francesco, o sì? No, non ero presente. Non era presente. E ha detto che l'ha avuto riferito da suoi collaboratori. Confermo. Ha detto anche che non ricorda i collaboratori. Confermo. Ricorda se c'è una relazione di servizio? No, non lo ricordo. Si ricorda a che ore è avvenuto questo incontro? Quello tra Francesco Santapaola... Sempre quello, sì. Se non sbaglio avvenne di sera. Dove? Sempre, l'ho detto prima, parliamo del garage di Viale Ionio. All'interno del garage? No, all'interno del garage non potevamo essere, parlo dell'esterno. Quindi era davanti al garage e non davanti al bar? Noi eravamo in condizione di osservare soltanto i movimenti all'esterno, non potevamo essere all'interno. Avremmo voluto, ma non... Lei l'ha visto mai sto garage dall'interno? Dopo? No. Durante i fatti? Prima? No. Dall'esterno sì che l'ho visto. Dall'esterno certo, io dico dall'interno. No, dall'interno no, mai. Dall'interno non l'ha visto. Presidente, io già in questo momento chiedo che non venga utilizzata questa circostanza perché il test non l'ha vista direttamente, non ci sa dire da chi l'ha presa, non c'è una relazione di servizio, è un dato che viene lasciato ad un ricordo molto vago, non sa il test, mi pare che non è sicuro nemmeno se sia avvenuto di sera o di mattina. No, guarda. Mi scusi, avvocato Strano, scusatemi tutti, io non capisco neanche il tipo di osservazione e di intervento che sta facendo lei, che si è inutilizzato per questo o per quell'altro. le testimonianze vanno valutate nel loro contenuto alla stregua delle considerazioni che nella sede opportuna fanno le parti. Il giudice valuta l'oggetto e il contenuto delle testimonianze a quella stregua. Che discorsi sono questi di utilizzabilità o no, avvocato Strano? Mi faccia capire. Glielo dico subito. No, avvocato, non ne ho bisogno, il mio è soltanto un intervento retorico, ha altre domande da fare. Sì, certo, però allora prosegua. Che io posso chiedere che non venga utilizzata la testimonianza No, non lo può chiedere, avvocato. Almeno che lei si inventi un modo di procedere qui su due piedi che non è consentito, lei non lo può chiedere. Ha ancora domande da fare, avvocato Strano? Scusi, ha ancora domande? Risponda a me, ha ancora domande? E allora proceda. Lei ha mai ascoltato intercettazioni telefoniche nelle quali parlava Santapaola Francesco? Credo di sì. Credo di sì. Quindi quali? Potrei, oltre a conversazioni telefoniche avvenute da casa, attraverso l'utenza di Casa Presenti, posso parlare anche di intercettazioni di telefonate avvenute sull'utenza intestata a Marchese Alfio. Sì. E quale ha ascoltato? Ci può dire il tenore di queste conversazioni? Parliamo di qualche anno fa, francamente non sono in condizioni. Lei dove si trovava quando lei ha ascoltato? Dove era il banco d'ascolto? Servizio centrale operativo. Dove? A Roma? A Roma. A Roma. In queste telefonate il Santapaola Francesco parlò mai di questioni criminali? Non sono in condizione di ricordare, avvocato. Senta, lei poco fa ha detto che il cellulare era intestato a tale Marchese Alfio. Sì. Ora, a me è sfuggito un passaggio, glielo dico sinceramente. Poi il pubblico ministero le ha fatto una domanda relativa a personaggi di nome Marchese
Lei ricorderà, c'era quell'opposizione, poi fu preferita la domanda generica perché non fosse suggestiva. E lei indicò un tale Marchese Vincenzo. Sì. Lei ha indicato i rapporti fra Marchese Vincenzo e Marchese Alto? Fratello. È il fratello. Fratello. Senta, quante persone a nome Pagano Antonino avete attenzionato nel corso di queste indagini? Pagano Antonino mi sembra una, quella che emerse nel corso di quell'intercettazione di cui ho parlato poc'anzi. E questo quale sarebbe quello dell'intercettazione? Dove abitava questo? In provincia di Varese, provincia di Varese. Provincia di Varese. Presidente, io ho avuto un'indicazione da parte di un mio assistito, quindi devo chiederle di sospendere purché questo poi non significhi che dopo non posso riprendere, se no chiedo una sospensione. No, poi può riprendere per altra posizione, ovviamente, avvocato. No, io devo fare alcune domande ancora su questo punto, perché... Scusi, nell'interesse di Santa Paola stiamo procedendo. Nell'interesse di Santa Paola e anche sulla credibilità del testo e sulle circostanze che riferisce. Cioè il problema è questo, per esempio, o le chiedo la sospensione Non ho capito, e non si procede ad altro, oppure dico se lei per impiegare il tempo utilmente, come vogliamo fare tutti, dalla Come vuole. prova difensore, perché questo Possiamo non significhi- farlo, avvocato non Strano. pregiudichi per la mia possibilità di intervenire. Possiamo farlo. C'è l'avvocato Napoli. Due domande in prosecuzione, Sì. sempre per Francesco. Senta dottore, lei personalmente conosce o conosciuto mai Santa Paola Francesco? No, No. I due sottufficiali di cui lei non ricorda il cognome conoscevano Santa Paola Francesco? quali due sottufficiali? Quelli che lei ha indicato che avrebbero visto Santa Paola con Tomaselli. Io non ho parlato di due sottufficiali, Ha parlato che è stato visto mentre si baciava con il Tomaselli. l'abbraccio fra Francesco Santapaola e Tomaselli Giuseppe. E questa circostanza a lei è stata riferita, no? Sì, Da confermo. chi? Dal personale che ha assistito. Allora, non sono sottufficiali, il personale che ha assistito conosceva Santa Paola Francesco? Certo. Certo. Cioè, tutto Come lo conosce? Scusi, per avermi riferito il personale di aver assistito all'incontro tra Santa Paola Francesco e Tomaselli Giuseppe, evidentemente sapevano che quella persona era Francesco Santapaola e quell'altro era Tomaselli Dottore, lei Giuseppe. risponde giusto, ma siccome ho dubbi, allora devo chiedere se lo conoscevano, mi sono spiegato. Non si ammette la domanda. Questa è già risposta esaurientemente. Presidente, allora un'altra domanda, come lo conoscevano? Come l'avevano conosciuto? Non si ammette la domanda. Ma Presidente, mi perdoni. Il teste non può rispondere altrimenti che con una sua deduzione, secondo il senso comune. No, può darsi che il test è a conoscenza. Non si ammette la domanda, avvocato, altra domanda. Lei risulta, in ragione delle sue indagini, che Santa Paola Francesco era pedinato o controllato quasi costantemente? Santa Paola Francesco? Sì, No. non le risulta. Nel senso che noi svolgevamo indagini, abbiamo svolto indagini sono durate mesi. Nel corso di quei mesi abbiamo effettuato servizi sul conto di tantissimi personaggi che di volta in volta venivano osservati, pedinati, potevano essere pedinati per 3 giorni di seguito, poi magari non venivano pedinati per 10 giorni. Perfetto. Ma il controllo sul viale Ionio era costante per i mesi che si è... No, non era costante, avveniva a periodi, in determinati periodi, a seconda di dove portava l'indagine. Intervallato quindi. Intervallato. Oltre a questi controlli avete fatto anche controlli in via Sgroppillo, cioè dove abitava Francesco Santa Paola? Nei limiti del possibile. Erano anche questi saltuari o costanti? Certo. Saltuari. E nel corso di questi controlli è stato visto, controllato Santa Paola Francesco? Santa Paola Francesco, lei dice controllato personalmente o non solo osservato? Controllato. Osservato e controllato. Osservato sì, tantissime volte, in più occasioni. In che modo osservato? Mentre commetteva reati, mentre si vedeva con pregiudizio? Assolutamente. Se l'avessimo osservato mentre commetteva reati avremmo proceduto di conseguenza. Ho capito. Grazie, dottore. Vedo di completare. Senta, lei ha riferito di una telefonata, perché
Io ho notizie diverse di una telefonata fra Marchese Vincenzo e Pagano Antonio, quello che abitava a Viggiù. No, negativo, non è inesatto. Allora la sta telefonata di Marchese Vincenzo che No, è una telefonata di Fazio Umberto a Pagano Antonino. Ah, perché io avevo capito Marchese Vincenzo, il modo Magari mi sono spiegato. Marchese Vincenzo, avvocato, se permette, Prego. era soltanto, dico, a seguito della telefonata una macchina intestata a Marchese Vincenzo giunse nel luogo dove si incontravano le altre persone. Quindi la telefonata non era di perché, benissimo, perché io avevo preso evidentemente una notazione sbagliata. Vabbè, Presidente, grazie. Posso, Presidente? Una sola domanda. Avvocato Fighera. Sì, una sola domanda. Senta, dottore, l'attività investigativa che lei ha coordinato con riferimento al Viale Ionio, ricorda quando ebbe inizio e per quanto tempo si è protratta? No, ripeto, non... All'incirca, chiaramente non le chiedo il giorno preciso, perlomeno l'anno, il mese. No, ripeto, l'indagine è durata diversi mesi. Nel corso di questi mesi un obiettivo, uso il linguaggio poliziese, l'obiettivo viene tenuto sotto controllo a seconda delle esigenze. Magari, ripeto, per 4 giorni, per una settimana di seguito si tiene sotto controllo un obiettivo, poi l'indagine porta altrove, viene trascurato per un periodo l'obiettivo per dedicarsi ad un altro. Quindi Per cui è difficile dire ora per quanto tempo venne svolta l'attività di osservazione in Viale Ionio. Sicuramente è stata svolta per diverso tempo. Per diverso tempo. L'inizio, quando venne attenzionato per la prima volta? No, non lo posso ricordare, in questo momento non lo ricordo quando. Né quando poi non venne più attenzionato? Non lo ricordo. Non riesce a individuarlo in grandi linee? Posso ricordare che nel corso da ottobre del 91 al luglio del 92 è avvenuto per parecchio tempo, in più occasioni. E dopo il luglio 92 sarà capitato qualche altra volta, però non per periodi... Non ero più io in quell'ufficio. Grazie, non ho altre domande. Presidente, posso? Sì, avvocato Catania. Lei ha parlato di Aiello Vincenzo. Aiello Vincenzo, a chi vi risultava vicino nel momento in cui avete fatto questo, in cui lei pare che abbia contribuito in prima persona, anzi diciamo che la paternità effettiva, al di là del dato formale di questa informativa, sia sua piuttosto che del tenente colonnello di Petrillo. Dico, Aiello Vincenzo, a chi risultava vicino, a quale... A noi veniva indicato come uomo d'onore della famiglia di Catania. Lei è sicuro? Io dico quello che risultava a noi, dall'attività di indagine, dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia. E allora io le contesto che in questa comunicazione notizia del reato, di cui, ripeto a dire, al di là del dato formale lei se ne è assunta la paternità, io leggo, e pagina 2, salto, un'altrettanto concreta traccia investigativa e per essa dalla famiglia di Catania nell'attuazione dell'attentato in pregiudizio del giornalista ha offerto nel contempo un'altrettanto concreta traccia investigativa dove si vada a considerare la stretta contiguità dell'Aiello, uomo di Pulvirenti, al Menichetti. C'è opposizione alla contestazione. Dov'è la contraddizione? Uomo d'onore della famiglia di Catania. Qual è la contestazione, Presidente? Si parla di Pulvirenti, che fino a prova contraria non mi pare che rappresenti come ipotesi accusatoria sia in processi in corso che in questo procedimento il vertice gli sia stato mai contestato di rappresentare la famiglia catanese di Cosa Nostra. Mi scusi, se mi fa formulare... se lei mi dice dove è la contestazione, Pulvirenti è stato vero che è indicato come membro di questa famiglia, se si vuole pure con posizione apicale, ma certamente
non certamente non ha la posizione apicale, non è il nome che individua la famiglia. Ma il teste ha appena detto di sapere nell'ambito delle sue indagini che si trattava di un uomo d'onore della famiglia catanese. allora Qual è la contraddizione che lei avverte in questo momento? Cioè, il fatto a Pulvirenti. è perché Pulvirenti, secondo l'assunto accusatorio, non fa parte della famiglia catanese di Cosa Così, Nostra? però, così, scusate, così. Glielo faccia chiarire, ma non in termini Questionate tra di voi. di contestazione. Ecco, cioè, è inesatto il discorso della contestazione, anche perché tecnicamente la contestazione riguarda dichiarazioni precedenti, eccetera. Però l'oggetto, voglio dire, il tema può essere esplorato in altro modo. Cioè, se se ne ricorda e perché. Questa indicazione della stretta contiguità dell'Aiello, uomo di Pulvirenti, ecco, io questo voglio spiegato. Questo è già diverso. Uomo d'onore della famiglia di Catania, però Sì, lei ma cosa dovrei spiegare? Non ho capito. da che cosa traeva questo giudizio che era uomo di Pulvirenti? O perché, Ma ho già risposto prima, le ho già detto da dove ho protratto il giudizio. quindi dalle dichiarazioni di collaboranti veniva fuori che l'Aiello era uomo di Da Pulvirenti. acquisizioni nel corso di precedenti indagini svolte non soltanto da noi, svolte da tantissimi uffici di polizia. Veniva fuori che Aiello Vincenzo è uomo di Pulvirenti, questo è esatto. Uomo di Pulvirenti, uomo d'onore della famiglia di Catania. Resta intanto. Dico, Piero, lei, se vogliamo uscire dal generico, è in grado di indicare questi collaboranti che specificavano, che davano queste No, indicazioni? non vorrei dire Non inesattezze. vorrebbe dire inesattezze. D'accordo. Lei ha mai accertato, lei ha parlato della Saces e di un telefono che Aiello avrebbe utilizzato di un'utenza facente capo a questa società. Ha mai accertato se Aiello fosse dipendente regolarmente stipendiato e quant'altro della Saces? No, non l'ho accertato. Dico, né lei né l'ufficio vi siete preoccupati di accertare se c'era un rapporto di lavoro subordinato con qualifiche, mansioni e quant'altro? No, per noi la cosa più importante in quel momento era accertare se effettivamente... Dottore, lei abbia pazienza, risponda alle mie domande. Io sto dicendo se avete accertato questa circostanza, lei mi dica sì, no, No. non l'avete accertato. Nei tabulati, perché io qui negli atti che ho stralci di tabulati, c'è una riserva poi di produrre i tabulati in originale, lo farà il pubblico ministero, lo farò anch'io. Dico, nei tabulati è venuto fuori per caso, perché io ho un ricordo di questo tipo e insiste peraltro in tal senso anche il mio assistito, che il numero della Saces, cioè l'utenza col numero della Saces, ci fosse altro utente avente lo stesso identico numero? Questa circostanza l'avete colta? Due utenti con lo stesso numero di telefono? Sì. Non ho mai sentito una cosa del genere. Cioè, Nemmeno io. però cioè io e lei con lo stesso... Sì. No, non... Lei ha parlato anche dei rapporti di telefonate fra l'Aiello e tale Somma Tommaso. Di Somma Tommaso ha detto che ha rapporti di affinità con un certo soggetto. Avete accertato che lavoro svolge Somma Tommaso? Non ricordo ora se abbiamo fatto questo accertamento sul lavoro svolto da Somma Tommaso. Avete sentito il Somma Tommaso sulla natura di questi rapporti, del perché si sentisse così frequentemente con l'Aiello, sia perché lo chiamavano? Cioè noi sentire il Somma Tommaso? Sì. A che titolo avremmo potuto sentire il Somma Tommaso? Avete un tabulato da cui vi risulta un indiziato, un indagato che ha contatti frequenti. Lei oggi mi dice... Noi comunque personalmente non abbiamo sentito il Somma Tommaso chiedendogli la natura di questi rapporti. Lei ha parlato dei collegamenti fra Menichetti e Ferro. Ora io invece le chiedo, le risultano collegamenti non del Menichetti e del Ferro, ma dell'Aiello col Ferro? No. E per quanto riguarda invece le telefonate Collo-Colla,
Di Caro Giuseppa, con chi sono le telefonate? Sono con la Di Caro Giuseppa o col fratello? Consideri che tantissime di queste telefonate, Tantissime a chi le riferisce? tantissime telefonate in partenza dall'utenza intestata a Di Caro Giuseppa provengono dal distretto di Napoli. Notoriamente il Di Caro ha rapporti con la città di Napoli. Sua moglie, da cui è separato, peraltro è napoletana e vive a Napoli con un figlio. Dal che mi pare di capire, voi verosimilmente deducete che la utenza intestata a Di Caro Giuseppa sarebbe in uso al di lei fratello. Esatto, peraltro confermatomi informalmente dal Menichetti dopo l'arresto. Ma Menichetti, visto che dico, sarei una circostanza per la verità, poi valuteremo, dico, ma Menichetti, visto che le ha confermato questi contatti telefonici, le disse anche la ragione dei contatti telefonici? No. Quindi non le disse, ad esempio, che poteva essere attinente a una compravendita di cavalli? No. Non gliel'ha detto, io soltanto io parlo con Di Caro Giuseppa ogni tanto. No, anzi sì, mi disse che chiaramente mi disse che erano la passione dei cavalli. Il Di Caro? No, il Menichetti sì, mi disse che erano la passione dei cavalli. Il Di Caro invece disse io mi sento con Di Caro, ma senza specificare. Mi disse abbiamo la passione dei cavalli. Quindi anche Di Caro pare che abbia la passione per i cavalli? Sì, me lo disse Menichetti, che insieme avevano la passione dei cavalli. Le telefonate di Aiello, dico, io questo dico per carità, non lo devo dire a lei perché potrebbe sembrare, ma dico, le telefonate che lei attribuisce all'Aiello rispetto al Di Caro, quante sono? Le telefonate che io attribuisco? Quali e quante sono? Le telefonate che Aiello avrebbe fatto al Di Caro Giuseppe? Le posso contare, ricordare non ricordo, posso prendere nella carta e contarle, se me lo consente il Presidente. Chieda l'autorizzazione al Presidente. Certo, l'ha già detto. Presidente, il test chiede un momentino che c'è un problema tecnico. E poi qual è l'altro problema? Il problema è che io ho fatto una domanda di fare specificare le domande che sì, il test chiede di consultare i documenti, ci deve solo indicare quale documento consulta e poi è autorizzato a farlo. Può procedere. Posso? E avvocato, chiedo scusa, quali telefonate le interessano? Quelle che Aiello avrebbe fatto a quella utenza che secondo voi verosimilmente intestata formalmente a Di Caro Giuseppa, verosimilmente utilizzata dal fratello. Sono 2 telefonate. Almeno così risulta da questa comunicazione. Ma io dico, Di Caro Giuseppa o Di Caro Antonio, oltre al fatto di essere figli di questo tale Di Caro Giuseppe, che hanno a carico? Di Caro Antonio, che uno ha denunziato per associazione mafiosa, per omicidi, uno che è dentro al traffico di armi, di stupefacenti, cosa vi risulta a carico di Di Caro Antonio, oltre questa... Di Caro. Mi creda, non ho questo potere, mi scusi per il tono della domanda, se mai poteva sembrare, io adesso le sto chiedendo, su Di Caro Antonio, che cosa vi risulta, cosa avete accertato? Consideri che l'indagine non era su Di Caro, l'indagine era su altri personaggi, si è spostata su Di Caro e noi l'abbiamo preso, quel collegamento, come fatto rilevante, l'abbiamo considerato come fatto da porre. Certo, non mi sfugga. Ma non abbiamo svolto le indagini sul Di Caro poi. Ma Di Caro è soggetto incensurato o soggetto censurato? Mi sembra sia incensurato il Di Caro. No, diciamo all'epoca mi sembra fosse incensurato. Che è certamente incensurato da quello che scriveva lei. Perfetto. Giusto? E dico, e sulla figlia, sulla Di Caro Giuseppa avete fatto... No, ripeto, perché l'indagine non era sul Di Caro. Non ho altre domande, Presidente, almeno mi pare di no, aspetti, non vorrei... sì, un'ultima. Avete fatto accertamenti su dove l'Aiello in quei periodi
in quel periodo romano in cui si era in contatto col Menichetti, dove avrebbe preso alloggio in un albergo, No. no, non avete fatto accertamento? No, non risultò aver alloggiato presso alberghi della città. Lei mi pare di capire che si è occupato anche, oltre che di questa, qui quando si occupa di questa indagine lei già è a Roma, prima l'indagine cosiddetta sul Viale Ionio, di questa indagine lei si è occupato mi pare di aver capito. Sì. I soggetti che formano oggetto di questa indagine, da quanto tempo erano? Quando sono stati, ecco, in riferimento all'Aiello Vincenzo, da quando è che fu incominciato? Da quando si incominciò ad attenzionarlo? Ve la faccio meglio, specifico la domanda. Furono fatti dei pedinamenti nei riguardi dell'Aiello anche rispetto ai suoi spostamenti fuori dalla Sicilia verso Roma? Sì. In che epoca? Non sono in condizione ora di ricordarlo. Ne furono fatti 5, 7, 10, 15, 20? Cioè, dico, venivano fatti... No, non furono sicuramente tantissime occasioni in cui facemmo servizi sull'Aiello, servizi pedinamento sull'Aiello. Però li avete fatti? Sì. Non ho altre domande. C'è qualche recupero? Allora, pubblico ministero, altre domande? Lei ha accennato ad una presenza di Menichetti Riccardo a Catania assieme ad un altro personaggio che in questo momento non ricordo, e ha fatto riferimento ad un alloggio, al fatto che hanno alloggiato in un albergo di Catania. Io volevo sapere se lei ricorda l'albergo o comunque se questo albergo e il periodo. Ho capito, dovrebbe essere stato mi sembra maggio o 91-92. Sei in grado di dirlo sulla base di questa CNR? Sì, comunque il personaggio era Pieraccini Cesare. L'albergo invece non è in grado di... No, io non ricordo l'albergo, lo si può accertare facilmente. Era nel 15 maggio 91, risulta aver alloggiato Menichetti insieme con Pieraccini Cesare. Va bene. Pieraccini Cesare, ho già detto, a sua volta in contatto con Di Caro. Non ci sono altre domande. Possiamo licenziare il test? Può andare, dottore, grazie. Buongiorno. Allora, possiamo fare ora la pausa, solo prima volevo notiziare che abbiamo rinvenuto le liste depositate a suo tempo per gli imputati Blancato Giuseppe e Motta Antonio. I testimoni indicati possono essere citati per l'udienza di giovedì prossimo. Signor Presidente, le chiedo scusa, l'avvocato Pulisano, se cortesemente mi volesse dire per la data anche per i miei, perché purtroppo non sono riuscito a trovare il programma. L'avvocato Calì è andato via? Sì, ma l'avvocato Calì non ne sa niente. Non ne sa niente l'avvocato Calì, è impreparato. Allora l'avvocato Calì ha fatto finta di prendere appunti, insomma. Preferito dalla settimana prossima. Diciamo che non ha dismesso l'antica abitudine da studente. E da pulire. Ecco. Quindi Blancato e Motta per giovedì 13. Presidente, non potrebbe piazzare Motta alla settimana successiva, perché io sono fuori Catania per un processo mercoledì, non so se arriverò in tempo per tornare giovedì. Glielo posso spostare a giovedì, a venerdì, avvocato. Non più, tra giovedì e venerdì, insomma, deve scegliere lei.
Io ancora devo sciogliere la riserva sulle richieste di prova riguardanti l'esame di La Barbera Gioacchino, perché non ho avuto ancora copia del verbale. Già fin da oggi però, in esito alle dichiarazioni testé rese, chiedo di poter produrre il tabulato, lo dovrei rinvenire forse negli atti che riguardano, comunque chiedo copia alla Procura della Repubblica, il tabulato delle telefonate completo, e chiedo che venga sentito su circostanze essenziali. Silenzio in aula perché non sento la richiesta. Il ricatto, con riserva tuttavia di integrare queste richieste in relazione a questi episodi. Come vede Presidente, stiamo rifacendo qui il processo per le armi, però diventa inevitabile di fare ulteriori indicazioni testimoniali o documentali per quanto riguarda le dichiarazioni di Di Matteo e La Barbera. Non appena avrò il verbale della Barbera lo potrò leggere. Allora, nella seconda tornata farà tutte le richieste. Va bene Presidente, d'accordo. Sì. L'avvocato Gurisano mi chiedeva per Marzagalli. Vedo che c'è anche l'avvocato Aldo Russo. I testimoni indicati da lui dovranno essere citati per l'udienza di venerdì 14. Presidente, scusa, per Vincenzo e Francesco Santapaolo aveva fissato giovedì 13 pure. Per Marzagalli, Attilio, l'udienza pure di venerdì 14. Sì. Io Presidente, scusi. Sì. Io ieri pomeriggio non c'ero, il mio collaboratore mi ha riferito che per Vincenzo e Francesco Santapaolo lei aveva fissato i testi della difesa per giovedì 13 e confermato. Sì. Bene, allora a questo punto mi pare possiamo sospendere e riprendiamo. Chiedo scusa un attimino soltanto, volevo comunicare che martedì prossimo cercheremo di sentire anche il nostro test, già indicato la lista, il dottor Antonio Manganelli, già vice responsabile del Servizio Centrale di Protezione. Si cercherà di completare tutto il programma, evidentemente a scapito dell'altro processo, che è fissato per il pomeriggio, ma se non si potrà arrivare vuol dire che si chiamerà e si rinvierà puramente e semplicemente. Non so che programma probatorio c'era di attivare l'omicidio lizio abbastanza corposo per quello che ricordo. Presidente, erano stati credo anche citati i periti. La perizia la affideremo in ogni caso. Presidente, scusi, sono l'avvocato Strano. Per martedì io volevo segnalare che l'imputato Santapaolo Francesco, che ha interesse anche ad assistere qua, deve presenziare al Tribunale terza sezione e che intende presenziare là e non rinunziare. Noi non daremo nulla osta per quanto ci riguarda, poi non so quello che succederà. Ma come non dare un osta? No, noi ordiniamo che sia tradotto in quest'Aula per questo processo, avvocato. Ma se non è facoltà dell'imputato scegliere l'uno o l'altra udienza? Avvocato, per quanto ci riguarda noi daremo ordine di traduzione in quest'Aula. Il problema riguarderà lei, il suo assistito e il Presidente della terza sezione penale. Scusi, Presidente, scusi. Se lo vogliamo affrontare con un po' di calma, senza premura, lo possiamo affrontare sotto pressione, lo rimandiamo. Perché noi mi pare che la strada è stata seguita altre volte a proposito dell'imputato Santapaolo Benedetto, e poi a questo proposito bisognerà chiarire se e quando dovranno essere fatte delle udienze di recupero per i testi che sono stati sentiti quando Santapaolo Benedetto era assente. Ma il problema è sì, avvocato Strano, scusi, io sto dicendo, vogliamo tenere conto che siamo a esaurimento dell'istruttoria dell'acquisizione delle prove del pubblico ministero. Primo. Secondo, che deve essere sentito proprio l'ultimo giorno stabilito in calendario per l'acquisizione delle prove del pubblico ministero un teste
alla cui audizione il suo assistito credo abbia interesse, perché stiamo parlando di Viale Ionio, no? Parliamo sempre di Viale Ionio. Perché quando non abbiamo interesse abbiamo... Il processo che stiamo trattando non riguarda soltanto Santa Paola Francesco, ma anche 146 altri imputati. Mi pare che ci sono tutte le ragioni per dire che il regolare svolgimento dell'udienza in calendario per martedì prossimo abbia regolare corso. Se vengono segnali in contrario da altre sezioni, da altri uffici, eccetera, la cosa non mi riguarda. No, Presidente, non dagli altri uffici, dall'imputato, il quale ha diritto... L'imputato è libero di scegliere il suo comportamento e noi agiremo di conseguenza. Poi c'è un'altra cosa, l'udienza innanzi alla terza sezione è pomeridiana, avvocato Strano, è antimeridiana. Ciò che Presidente, ma dico, lei ritiene l'imputato, cioè lei ritiene quello che crede. Io ritengo che l'imputato abbia diritto di scegliere a quale processo vuole assistere. Se scelga, avvocato, se sceglie di presenziare a tutti e due, questo non è possibile. Cosa vuole che dica? No, lui sceglie di presenziare a quello e può scegliere di non rinunziare a questo. Perfetto. Perché ha interesse ad essere presente anche quando verrà sentito questo testo. Perfetto, questa già è una manifestazione di volontà a cui farà seguito un diverso provvedimento della Corte. Sì, ma dico, l'udienza è sospesa. a venire qua, Presidente. Ma certamente no, se c'è una volontà contraria dell'imputato. No, Presidente, non ci siamo proprio. Si vede che oggi non è giornata felice. Siano comodi. Da chi è difeso il signor Pino? Dall'avvocato Calderone. Che non c'è e non ha mandato sostituti? C'era l'avvocato Rocca, dove è finito? È entrato in aula. Ecco l'avvocato Rocca. Allora possiamo introdurre il signor Pino. Trovato? Prego? Sì. Sì, c'è l'avvocato Rocca per mi date la linea per favore alla terza cella, Sant'Onofrio. Può parlare? Mi senti? Mi senti? Sì. Signor Presidente, è urgente, io gli volevo dire questo. La matricola mi ha chiamato questa mattina per andare a fare l'operazione a Pisa. Ora io, dato che mi avevo fatto l'operazione qua, signor Presidente, i medici conoscono quello che ho e quello che non ho, perché non lo devo fare qua? Parliamo con i suoi difensori, Sant'Onofrio, appena arrivano. Il numero della Parisi, nessuno ce l'ha. Avete già chiamato? Si accomodi. Buongiorno. Nome, cognome, luogo e data di nascita. Nato? Castiglione delle 4 ore 1958. Si avvicini al microfono, signor Pino. Poi dovrà cercare anche di parlare a voce alta, scandendo le parole. Lei è buon parlatore, quindi sa come comportarsi. E la devo avvertire che in qualità del 24/1/1958.
di imputato di reati connessi con quello per cui stiamo procedendo, ha diritto a essere assistito da un difensore. C'è l'avvocato Rocca, presente in aula. Non so se per lei va bene. Lei da chi è assistito? Chi è il suo difensore? Guarniere o Calderone? L'avvocato Rocca è in sostituzione dell'avvocato Calderone, mi pare? O sbaglio? Dov'è l'avvocato Rocca? Allora non ci siamo capiti. Ecco che arriva. Allora, avvocato Rocca, io... Presidente, scusa, non a prendere... Sì, ho capito ma non l'avevo sentito. E lei può assumere la difesa di Orazio Pino in sostituzione dell'avvocato Calderone, mi pare. Non credo ci sia incompatibilità con gli assistiti. Bene. E poi lei, signor Pino, deve dire se intende sottoporsi all'esame oppure no, sempre per questa sua qualità soggettiva. Sì. Intende sottoporsi all'esame, il pubblico ministero può procedere. Signor Pino, quando ha iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria? Marzo 1994. Può indicare lei attualmente in che stato si trova? Detenzione. Può indicare alla Corte quali sono stati i periodi della sua detenzione, signor Pino? Sì. Dall'inizio? Sì, dall'inizio. Mi hanno arrestato il 18 marzo 1977 e sono uscito il 12 dicembre del 1979. Poi mi arrestarono il 1 ottobre 1981 e uscì il 14 febbraio del 1986 insieme libertà e a maggio poi uscì libero. Poi il 10 giugno del 1989 mi arrestarono e il 20 giugno successivo del 1989 a giugno sempre sono uscito. Poi questa mia carcerazione il 10 ottobre 1990 fino ad ora. Fino adesso. Lei ha fatto parte di organizzazioni malavitose? Sì. Di quale? Quella capeggiata di Giuseppe Polvrenti. A far data da quando, signor Pino? Dal 1980. Che ruolo ha ricoperto nell'ambito di quella struttura organizzativa? All'inizio come semplice affiliato e nell'86 come responsabile. Responsabile per cosa, per quale territorio? Mister Bianco. E successivamente dopo la morte di D'Agata pure a Motta Sant'Anastasia. D'Agata come? D'Agata Nunzio. Quando è morto D'Agata Nunzio? Novembre 1987. Quindi dall'87 lei controlla Mister Bianco e Motta Sant'Anastasia? Sì. Senta, lei ha mai sentito parlare, ha avuto rapporti con l'organizzazione Santa Paola? Sì. Da che epoca? Dal 1981. Allora con chi ha avuto rapporti, signor Pino? Aldercolano, Enzo Santa Paola, Benedetto Santa Paola ovviamente, Campanella Calogero, Cristaldo Venerandi e tanti altri che non sono. Senta, lei ha conosciuto, mi sembra di capire, direttamente Santa Paola Benedetto. Sì. Quante volte ha avuto modo di incontrare o di vedere il Santa Paola dall'81 fino ai giorni nostri? Nell'81 diverse volte,
Dopo che uscì nel 1986 di meno, poche volte. Durante il periodo della latitanza lei ha avuto modo di incontrare il Santa Paola Benedetto? Sì. Può indicare in che luogo e in che periodo, signor Pino? 89-90 a San Giovanni alla Punta. Chiedo scusa, può ripetere, non mi sono un attimino distratto. Nel 1989 e 90 a San Giovanni alla Punta, non ricordo bene. Il 90 sicuro, una volta nel 90 sicuro. E ricorda il luogo dove... Quindi lei ricorda un'occasione in cui l'ha incontrato dall'86 al 90? 2 occasioni. In più occasioni? Sì, a San Giovanni alla Punta. E senta, per quale ragione l'ha incontrato a San Giovanni alla Punta? È la vicenda che riguarda il 90 o l'89-90? Questo incontro a San Giovanni la Punta sarebbe avvenuto nell'89-90? Sì, nel 90 più specifico, mi ricordo nel 90 è più sicuro. La ragione dell'incontro la ricorda? Sì. La può indicare, Pino? Una volta ci andai per portarci dei soldi e per parlarci di una situazione politica di Mister Bianco, che si stava formando il consiglio comunale, no? E gli servivano, avevano paura che c'erano dei franchi tiratori e gli servivano 2 consiglieri in più per formare il consiglio. E io chiedo scusa Pino, a chi servivano i 2 consiglieri in più? Al consiglio comunale di Mister Bianco, che stavano formando il consiglio. Sì. E gli chiesi per Salvatore Paternò se ci poteva dare una delega, che loro gli avrebbero offerto i due seggi che avevano, no? I 2 voti. Sento una cosa, ecco Pino, cerchiamo di... Siccome c'erano problemi, e questo quando mi cerchiamo di spiegare le ragioni per le quali innanzitutto il Consiglio Comunale innanzitutto da chi era composto all'epoca? DC e PSI e Partito Socialdemocratico Italiano, PSD, no? La vostra organizzazione, cioè quella del Pulvirenti o l'organizzazione del Santa Paola, aveva rapporti con persone di questo Consiglio Comunale? Sì. E quindi questo incontro, può spiegare la ragione esatta di questo incontro? Anche per comprenderlo tutti, perché altrimenti non... C'era questo consigliere, Salvatore Paternò, che desiderava avere una delega o all'ecologia o al cimitero, no? Già erano e lui sarebbe offerto, lui con l'altro, avevano 2 seggi repubblicani, avrebbero offerto i loro voti se avrebbero avuto questa delega. Però c'erano delle opposizioni da Sandoro Filippo. Senti una cosa, questo Paternò aveva rapporti con qualcuno della vostra organizzazione? Con me. Con lei? Con me di riflesso con tutta l'organizzazione. L'organizzazione parla del Pulvirenti o del Pulvirenti? Pulvirenti. E allora è andato dalla Santa Paola? Sì, perché già avevo parlato con Paolo Arena, no? E mi disse che per lui i problemi non ce n'erano. Ora era da discutere che... Paolo Arena chi era? Era il segretario della DC a Mister Bianco. Aveva rapporti con qualcuno dell'organizzazione? Con me e Pippo Grazioso, di riflesso per l'organizzazione di Pulvirenti Giuseppe. Sì. Ma so che si era incontrato pure con Benedetto Santa Paola per chiarire una chiarificazione con Sandoro Filippo. Sì, allora ecco, andiamo per gradi. Lei quindi aveva parlato con Paolo Arena per far appoggiare, per avere la disponibilità di quest'altra persona, il Paternò. Per avere questa delega, sì. Dopodiché è andato doveva andare a parlare con Santa Paola, per quale motivo? Per farmi dare lo sta bene se potevo parlare con Filippo Sandoro di questa situazione. E perché doveva chiedere lo star bene a Benedetto Santa Paola? Perché Sandoro era una persona di fiducia del signor Santa Paola. Apparteneva a quale partito politico apparteneva il Santoro? Il Sandoro è il Partito Socialista Italiano. E come andò a finire poi questa vicenda, signor Pino? Che ha avuto l'assenso, andammo a trovare io con Salvatore Paternò a Torre Archirafi il Santoro.
Questo prima o dopo l'incontro col Santa Paola? Dopo, giustamente, dopo che ha avuto torniamo un l'assenso. attimino, ecco, quindi in quell'occasione ha avuto l'assenso. Esatto. E subito dopo siamo andati a trovare a Santoro che era a farsi il bagno a Torre Alcherafi, nella sua villa, una casa, un appartamento che aveva lì. Ci sono andato io con Salvatore Paternò, gli abbiamo detto che avevo parlato con il signor Santa Paola e lui dice va bene, non ci sono problemi, e tanto è vero che poi si fece. Senta, in occasione di quell'incontro chi era presente? Piero Puglisi. Parlo ecco dell'incontro con il Santa Paola, L'incontro Sì, con... sì. E lei come fece ecco, a far sapere al Santa Paola che desiderava incontrarlo? Cioè chi lo condusse, chi le indicò il luogo dove si trovava il Santa Paola? Piero Puglisi, sempre con lui ci andava. E questa è un'occasione, ne ricorda altre? Sì, un'altra occasione sempre con Piero Puglisi. La ragione? Di questa La ragione in questo momento non me lo sto ricordando. Mi ricordo un altro fatto dove il signor Santa Paola mi diceva che io avessi fatto dei lavori pubblici di fronte alla Sigros per un ammontare di 180 milioni, ma io non ne sapevo niente invece. Cioè non è che non ne sapevo niente, non avevo percepito la mia quota, era di suo figlioccio. E ci faccio capire... Basta. Invece loro erano convinti che io mi ero perso la parte senza dividerla con nessuno. Pino, ci faccio capire questo problema. Allora, innanzitutto che tipo di lavori doveva svolgere lei davanti al Sigros? Di fognatura. C'è canale di scarico di fognatura. E li doveva svolgere lei personalmente? Cos'ha? Una ditta? Aveva una ditta che si occupava di questo? No, l'ha fatto Vincenzo Iello. Però erano convinti che l'avessimo fatta assieme, no? Allora, e tacendola a tutti quanti, invece io l'ho taciuto perché non avevo avuto dei proventi, perché il Vincenzo si trovava in difficoltà economiche e non mi prese neanche una lira. Ascolti Pino, in che periodo dovevano essere eseguiti questi lavori e queste fognature, ha detto, questa rete fognaria, no? Davanti al Sigros di dove? Di Mister Bianco. Di Mister Bianco. In che periodo dovevano essere eseguiti questi lavori? 86-87. E se l'era aggiudicati l'Aiello questi lavori? Sì. E si era svolta una gara, un appalto, qualcosa di simile? Come se li era aggiudicati questi lavori? Non me lo ricordo questo, perché se la spiegò lui. Ecco, e il problema sollevato dal Santa Paola qual era esattamente? Che dopo tanti anni mi disse che lui era a conoscenza che io avessi svolto dei lavori. Questa contestazione del Santa Paola dopo quanto tempo gliela fece rispetto ai lavori eseguiti e come lei ne ha avuto conoscenza? Dopo 2 anni, però non me lo disse come rimprovero, mi fece capire che lui sapeva che io avessi fatto queste cose. Siccome io gli avevo detto in quell'occasione che stavo svolgendo dei lavori di pulizia, che ogni 3 mesi facevamo dei cottimi fiduciari, no? Che non li stavo giudicando io, però che l'avevo detto a tutti quanti, assieme a un altro socio. E lui mi ha detto sì lo so, anche l'altro lavoro hai fatto. No, quello non l'ho fatto perché i soldi non me ne sono presi. Però ho capito con quelle parole che c'era qualche cosa che non quadrava, tanto è vero che andai subito da Pulvirente Giuseppe e mi meravigliai di questo atteggiamento e lui mi disse che sì, già ne so qualche cosa. Ma scusa, mi potevate chiamare, almeno uno si giustifica, perché se uno una cosa non l'ha fatta non è il caso che uno deve essere additato di azzambo. Senta, e allora questa occasione in cui il Santa Paola le fece questa osservazione, diciamo fu un'occasione casuale? Ma per me non era casuale. Vorrei dirle, ecco, com'è che vi fu questo incontro col Santa Paola in questa occasione? Lo ricorda? Fu per portarci dei soldi in quell'occasione. Lo dico dove. Pino, lei non risponda per cortesia, Erano i soldi. Devo stare zitto lei, per favore. Non deve intrattenere il dialogo diretto con i testimoni. Lei non deve fare il dialogo, non deve intrattenere, non deve intervenire. Procediamo. Signor Pino, erano i soldi di una tangente? Sì. Di quale tangente? Me li portò Salvatore Paternò. C'è questo assessore.
E i soldi... Se li faceva dare automaticamente dal costruttore, che glielo dicevo io, se non devi dare ti facci presentare a noi. E si facevano dare la tangente per i politici e quella per noi, automaticamente. Senta, questo costruttore chi era? Se ricordo bene Palmeri. Senta, lei ha detto si faceva dare direttamente i soldi per i politici e i soldi per noi. Può spiegare alla Corte cosa intende dire con questa frase, con questa espressione? Cioè loro prendevano sui ottimi fiduciari, si facevano dare il 10% ai politici. Quando, ecco Pino, per intenderci, quando lei dice loro deve specificare chi sono le persone, se no I non lo politici capisco. in genere quasi tutte quante, che io sappia erano tutti. Lei sta parlando per qualche zona in particolare oppure... Mister Bianco. Per Mister Bianco. Allora i politici Mister Bianco? Prego, continui. Prendevano questo 10%, gli ho detto, visto che poi noi dobbiamo chiedere pure i soldi, mentre che ci sei glielo dici per il quieto vivere ti fai dare pure i nostri. Senta, e questo criterio che i politici Mister Bianco devono prendere comunque il 10%, lei come lo sa e come nacque questo criterio? Ma lo sapevamo, era una cosa normale, cioè per uno che fa dei lavori nei comuni. Questo da quanto tempo è a sua conoscenza? Dall'86. Quindi dall'86, e chi erano questi politici di Mister Bianco che prendevano il 10% sui lavori? Se li può indicare quelli che lei ricorda? Io non ho avuto rapporti, ma già sapevo che la cosa era così, se io prendevo un lavoro in qualsiasi genere già lo sapevo senza che loro me lo chiedevano, glieli davo perché... Anzi, questo accordo che i politici si devono far dare pure i soldi dai costruttori per voi, da chi fu preso o comunque quando lei ne ebbe conoscenza? Ma io ne ebbe conoscenza di altri costruttori che mi dicevano, quando volevano fare sconti, il 10% lo dobbiamo dare ai politici, se voi ci potete fare delle carezze. Nel caso Rizzotti per esempio una volta mi disse questo. Nel caso del? È un altro costruttore, Rizzotti, che mi portò 8 milioni, no? Mi disse Orazio, se mi puoi fare qualche carezza, dice perché? Dice questo qua, dice, casca il mondo, il 10% dice tu lo sai, perché lo sapevamo tutti. Ma voi i rapporti li avete direttamente con i politici o con i costruttori? Con i costruttori, però io nell'ultimo volevo fare che se era possibile, se la sbrigavano i politici stessi, automaticamente. E questo ne avevo parlato pure con Paolo Arena, se era possibile. Con Paolo Arena. Allora in questa occasione il denaro che doveva essere portato, come dice lei, al Santa Paola proveniva da lavori che stava facendo chi? Io i soldi glielo dovevo dare a Piero Puglisi, gli ho detto glieli mandi a Sonito. Mi disse che senti, io ci stiamo, dici potecino magari tu. Io ho fatto questo perché in precedenza avevo portato dei soldi di questo costruttore Rizzotti al cognato Antonino Polverenti. Cognato Antonino Polverenti di chi? Di Piero Puglisi. Di Piero Puglisi. E in quell'occasione mi disse, senti, di questi soldi non ne parlare con nessuno, a me questo discorso non mi piacque, e disse allora glieli porto io direttamente e me ne esco prima che qua nascono tragedie, e poi nel mezzo ci vado io, come era uso fare, quando c'erano delle responsabilità immense, non si assumeva mai le responsabilità a nessuno. Senta, e a quanto ammontava quella quota, quella cifra che lei doveva consegnare alla Santa Paola? Quelle di Rizzotti erano 8 milioni, gliele diedi per Santa Paola, ma loro so che non ci sono arrivate mai, questo me lo immagino. Invece gli altri erano 6 milioni, un altro Cottimo. E questo Cottimo chi se l'era aggiudicato? Palmeri mi sembra, che se non erro. Palmeri. Per un lavoro al cimitero. E al cimitero di dove? Di Mister Bianco. Di Mister Bianco. E questi soldi lei li consegnò materialmente al Santa Paola? Sì. Erano soldi in contanti? Sì, sì. E il luogo dove ebbe a incontrare il Santa Paola lo ricorda? Sì. Lo può indicare alla Corte? A San Giovanni della Punta, nella casa di Salvatore Zappalà. Salvatore Zappalà che attività svolgeva? Falegname. Falegname. Faceva porte. Senta, lei ha menzionato Aiello, il nome lo può ripetere? Sì, Enzo Aiello, Vincenzo Aiello. Senta, Enzo Aiello quando l'ha conosciuto lei? Nell'86. Nell'86. Ricorda in che occasione l'ha conosciuto? Da Giuseppe Ercolano.
Che io mi ricordi, mi sembra che lì l'ho conosciuto. Giuseppe Ercolano, in quale luogo esattamente? All'Avimecchia, nell'autotrasporti. Ricorda o sa o ha saputo mai che se l'Aiello fosse o meno inserito in qualche organizzazione? Fino a quando c'ero io lo volevano bene tutti quanti, ma si prestava nei lavori soli e basta. Che io sappia non aveva nessuna mansione alla vita. Si prestava nei lavori. In che senso? Mi disse una volta che si erano messi assieme con Aldo Ercolano e altri che non ricordo. Si erano messi assieme per che cosa? Per i lavori edilizi. Lui era molto bravo per questi lavori. Sa se Enzo Aiello avesse o meno dei fratelli? Sì, Alfio, che aveva un consorzio allo Sferro, Paternò. Un consorzio? Consorzio di concimi, dove si vendono concimi, comprano grano, queste cose. Il consorzio che aveva Alfio? Prima era di Enzo Aiello, poi se lo prese il fratello. Ora, che io sappia, preciso non lo so la cosa. E in che zona esattamente? Lo Sferro. E questa zona di Sferro dove si trova più o meno? Presso Paternò, cioè dalla parte dalla piana. Lei c'è mai stato in questo luogo? Sì. Quando c'è stato? Ma credo 87. E ci andavamo a sparare, ma siccome loro avevano il portodame, così per allenarci. Era un discorso di divertimento, cioè andare a sparare? Sì, senza nessuna... Con chi, per quanto è sua conoscenza, aveva rapporti Enzo Aiello nell'ambito della vostra organizzazione? Soltanto con lei? Sì, e poi sapevo che era il figlioccio di Benedetto Santapaola e basta. In che senso era il figlio? Chi, Enzo Aiello? Sì. In che senso era il figlioccio di Benedetto Santapaola? Sapevo che era così, che era suo figlioccio. Gli volevano bene tutti quanti a lui. Quando dice tutti quanti, chi intende dire? Tutti della nostra organizzazione, anche delle altre. Ma cioè era sempre pieno di debiti, no? Però io gli volevo bene principalmente. Cioè all'epoca, dopo non lo so, ma fino a quando era con me non delinquenziava. In che senso fino a quando era con lei non delinquenziava? Fino a quando mi hanno arrestato a me. Ho saputo solo che ha fatto delle società per lavori edilizi e basta. E queste società per lavori edilizi con chi le ha fatte? Con Aldo Ercolano. Cioè che poi nei documenti non c'è il nome, non lo so, ma sapevo che erano assieme. Questo da chi l'aveva preso? Da lui stesso, da Enzo. Lei in che occasioni ha avuto modo di incontrarsi con Enzo Aiello, che le ricordi? Ma ci vedevamo spesso, facevamo pure dei lavori assieme. Gli ho fatto dei lavori nei suoi lavori. In che senso? Di pittura. Cioè dove lui mi poteva agevolare, mi agevolava, ci faceva farmi lavorare pure a me. Allora, queste ditte o società dell'Aiello, sì, che lei sappia, quali lavori hanno eseguito? Alla Tudisco Mobili, che ci ha fatto un palazzo, quelle in bacio a Silos, questa canale di irrigazione, cos'era, di fognatura. All'Ale Sud mi sembrava dei lavori. Che lei sappia, diverso, ora non lo sto ricordando. Che lei sappia, l'Aiello ha partecipato mai a gare, licitazioni private, cottimi per l'esecuzione di lavori?
Io personalmente no. No, sto parlando di Aiello. Aiello. Questi lavori venivano eseguiti per conto di privati, che lei sappia? Quelli che ha menzionato? Erano privati, sì. C'era qualcuno, era per qualche cottimo per i comuni. Quello della Sigrus era del comune di Mister Bianco, lo ricordo bene perché c'erano delle difficoltà nei pagamenti e c'era un nostro amico che, non sapendolo, ostruiva il fatto del pagamento, no? E intervenì io di fargli dare i soldi il più presto possibile. Può spiegare questo episodio alla Corte? Innanzitutto chi era questo amico che doveva... Era uno fuori che era addetto ai pagamenti. Stiamo parlando del comune Mister Bianco? Sì. Chi era questa persona? C'era Carmelo Caruso, un macellaio, che era agganciato fortissimo con Paolo Arena, che ancora noi non eravamo molto affiatati con Paolo Arena nei primi tempi quando uscì. In che epoca? A che epoca 86. Nell'86 non eravamo ancora tanto stretti e incominciò a trovare delle difficoltà a fargli avere il mandato, gli creava degli ostacoli dicendomi che lui non aveva detto niente, non doveva dare dei soldi, no? Per la famosa tangente che la doveva pagare pure lui, dice lui deve dare i soldi come tutti gli altri e compagnia bene. Siccome questo qua Carmelo Caruso era amico di Polverino Giuseppe e ci parlai bello chiaro da lasciare perdere tutto, perché Enzo Aiello era un mio amico che si trovava in difficoltà economiche, che era sotto usura, perciò... Sotto usura da parte di chi? Dalla parte dei fratelli Guidotto. Gli avevano bloccato dei mezzi e lì erano nati dei discorsi, ma l'avevano fatto solo per rintracciarlo. Solo mi spiegarono, gli avevano bloccato i mezzi, no? Togliendo pure gli operai, facendoci paura agli operai, e di qui ne parlai con Polverino. Invece poi, parlando con Guidotto, mi disse che era stata un'azione non dimostrativa, ma solo per, siccome non si faceva trovare mai, dice, ci abbiamo messo solo paura per quando ci potevamo parlare, per vedere come si potevano restituire questi soldi. E poi lei come ha saputo di questa vicenda, cioè di questo Ci ho parlato, mi sono interessato io personalmente a tutta questa storia. Sì, ma lei a che titolo se ne è interessato? Spontaneamente glielo chiese qualcuno? Cosa? A che titolo si è interessato? A titolo di aiutarlo, di non fargli succedere niente, perché avevano paura che gli potevano fare pure del male fisico, no? Ma le fu chiesto o lo fece spontaneamente questo discorso? No, lo feci io spontaneamente perché ci tenevo, gli volevo bene. Ma al corrente era pure Polverino Giuseppe di questo, quando mi interessai, ma però i fratelli Guidotto mi tranquillizzarono, che mi dissero che non c'era niente di preoccuparsi, era stato solo per quando dice facendo così almeno guarda, lo possiamo rintracciare e ci parliamo. Sta parlando di questo rapporto stretto. Senta, questo rapporto, per quanto è sua conoscenza, l'Aiello, per quello che ho capito io, nel caso mi corregga se sbaglio, aveva rapporti di conoscenza e con appartenenti alla vostra organizzazione e con appartenenti all'organizzazione del Santa Paola. Sì. È così? Ora, che lei sappia, questi rapporti di conoscenza sono nati prima con appartenenti alla vostra organizzazione o con appartenenti all'organizzazione del Santa Paola? No, io so che con l'organizzazione, con Benedetto Santa Paola, si conoscono da una vita. Molto, ma molto prima di noi. Molto prima di voi. E di questa vicenda della quale era rimasto vittima l'Aiello, questa vicenda di cui lei ha parlato, cioè dell'attentato ai mezzi, mi pare che ha detto così, no? Lei da chi l'ha saputa esattamente? Da lui stesso, dice, sono venuti là, dice, hanno fermato i mezzi, dice, gli operai sono tutti preoccupati, sono terrorizzati, qua là, dice, ci sono stati i Guidotto, ci vado a parlare, vediamo che è sta storia. Dice per i soldi, dice, io lo so, ma non ce l'ho. Dice, sì, ma se ti bloccano, come fai a ritornarci i soldi? Perché se non finisci i lavori i soldi non li prendi mai e non li puoi pagare. Era controproducente. Mentre questo discorso dell'usura? Ma questo durò un giorno, poi si sbloccò subito. Cioè, mi faccia capire cosa vuol dire durò un giorno?
Questo blocco delle... No, io sto parlando dell'usura, lei ha detto era sotto usura. Sì. Gli avevano prestato dei soldi, non so che cifra. Chi gliel'aveva prestato? Il Guidotto. Il Guidotto. E questo sempre nello stesso arco temporale in cui si verificò l'episodio della...